Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato. Batman Napoletano, come state oggi? Spero tutto bene. Come state oggi? Poi facciamo il post partita quest'oggi di Cremonese Lazio, finita per 1-2, non mi vorrei sbagliare, sì 1-2, e di Roma Fiorentina finita per 4-0. Grande batosta presa da club toscano. Allora direi di partire subito dalla partita più recente. Allora, cioè quella della Roma contro la Fiorentina e che c'è da dire? Voglio, Pisilli, Hermoso, poi Gil Malen, ma voglio veramente Malen ha fatto Malen alla Fiorentina, voglio, scusate per il gioco di parole, ma veramente ha fatto Malen alla Fiorentina, voglio la Roma. Vabbè, veramente, io per esempio, no? Chi è che teneva in panchina Hermoso perché non si aspettava che faceva così una buona prestazione? Il sottoscritto Batman Napoletano. Cioè, vai giù, poi vabbè, lasciate stare che per esempio ho lasciato Berardi in panchina pensando che contro il Milan, vabbè, ma avete visto che può fare contro Milan. Però mi sono dimenticato che il Milan quando vede Berardi è fornuto, cioè Berardi porta fornuto a Milan, quindi mi doveva aspettare minimo il gol o l'assist. Quindi sto a 61 punti totali e 68 che lui sta vincendo, io sto a 61. Però penso che la perda sicuro questa, mo so terzo, spero che non vado quarto, perché veramente il terzo è fondamentale come posizione nel Fanta che sto facendo. Ma vabbè, vai giù. Roma mostruosa a parer mio. Penso che alla Roma per fine anno, ormai mancano 2 o 3 partite per fine anno, penso che la qualificazione Champions l'hanno centrata, penso. Poi c'è da vedere pure la settimana prossima, no, vabbè, la settimana prossima, questa settimana, che la Roma che cosa fa? Il Napoli, se non sbaglio, gioca di lunedì, non mi vorrei sbagliare, vabbè. E c'è da vedere che cosa fa la Roma la settimana prossima, in capo settimana prossima, vabbè. C'è da vedere la Roma domenica, se non sbaglio, che gioca, che cosa farà, e poi ovviamente il Como, la Juventus, però o Juve o Roma si giocano la qualificazione Champions veramente fino all'ultima di campionato, fino alla 38esima di campionato, vai giù. Poi passiamo alla partita che si è giocata prima di Roma-Fiorentina, cioè Cremonese-Lazio, Lazio-Cremonese, non mi vorrei sbagliare, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Partita finita per 1-2 per la Lazio, gol di Noslin, e poi l'altro giocatore che non mi ricordo come si pronuncia perfettamente. Se sapete come si pronuncia, o almeno come si scrive, perché i giocatori della Lazio ormai non saccio proprio pronunciare, tranne per alcuni, però veramente non saccio proprio pronunciare. Vabbè, segnano entrambi nei minuti di recupero. Cioè, tipo, se non sbaglio, Noslin segna all'80esimo, torno a quel tempo, non vorrei dire una scemità, mi sto confondendo. Vabbè, e poi l'altro ha segnato
al 93esimo, oppure tutto il conto, vabbè, non mi ricordo sinceramente. E oggi Lazio che penso che questa vittoria sia inutile, tanto il post Europa se lo so giocati già da un bel po' di settimane, quindi non penso che questa vittoria incide tanto sull'Europa, sul posto europeo, sinceramente. C'è stato sì un equilibrio nei primi 30-40 minuti, però io me l'aspettavo almeno un gol dalla Lazio, non vorrei dire una scemità, se no sbaglio l'ho detto pure nel video dei pronostici per 35esima giornata, che me l'aspettavo almeno un gol della Lazio. Poi c'è da dire anche che la Cremonese ha sorpreso, che viene da una settimana che ha perso contro il Napoli per 4-0, quindi sarebbe anche stato difficile cercare di fare un gol, però la Cremonese ha fatto quello che poteva e questo, ha fatto quello che poteva, ha provato a vincerla, però non c'era riuscito. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale e vi ricordo che in descrizione c'è la community di WhatsApp, siamo molto attivi lì, vi consiglio di andarci. Ciao a tutti.